presentato a Udine, nella sede del Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, il calendario dei Carabinieri in friulano, è la quarta edizione. Lillo Montalto Monella ha intervistato il comandante e il presidente Arlef. Sentiamo. L'Arma dei Carabinieri è l'amministrazione che per antonomasia incarna lo Stato, l'amministrazione che porta lo Stato nelle comunità più piccole, sulla cima delle montagne, sulle isole più lontane. Dall'altro lato, in questo caso, abbiamo la lingua friulana, che è l'elemento proprio identitario, l'elemento distintivo di una cultura che sopravvive fiera al contempo sia del proprio patrimonio storico, del proprio patrimonio etico-morale, sia anche però della sua poi integrazione nella storia dello Stato italiano. E questo per noi è particolarmente sentito perché ci sentiamo vicini allo spirito friulano, se lo posso dire. È uno spirito fatto di determinazione, di volontà, di senso del dovere, fare ciò di cui c'è bisogno quando ce n'è bisogno. Questo connota la tradizione friulana ben rappresentata dalla sua lingua, ma connota anche lo spirito di servizio dell'Arma dei Carabinieri. Vediamo da tante parti che c'è la richiesta di questo calendario, che è un calendario che ha un notevole successo qui in Friuli, ma ha un notevole successo anche all'estero, e vediamo la possibilità di molte persone di poter avvicinarsi a una lingua, quella appunto friulana, che viene parlata, alle volte viene letta, ma andrebbe anche scritta e soprattutto conosciuta in maniera sempre più approfondita. Il calendario dei Carabinieri è un qualcosa che testimonia l'alta percezione della lingua friulana, appunto dicevo a livello italiano ma anche estero.